Il cardinale arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro mostra altre profonde crepe a danno della cattedrale. Gli interventi alla videogiornale Irene Milisenda. La cattedrale di Agrigento sta vivendo un lungo calvario. Ormai sono passati oltre 6 anni dalla chiusura. La collina su cui poggia il duomo della città, intitolato al santo patrono Gerlando, è precario e dissestato. Si sono susseguiti tanti tavoli tecnici in altrettanti sedi, innumerevoli interlocuzioni scritte e verbali e rassicurazione, ma adesso le strutture regionali sembrano rimettere in discussione ancora una volta la soluzione che consentirebbe l'avvio dell'iter per intervenire sul Colle di Girgenti. Nel frattempo arriva lo sfogo, ma anche lo sforzo dell'Arcidiocesi di Agrigento con a capo il cardinale Francesco Montenegro, che con propri fondi e con risorse recuperate precedentemente dalla partecipazione insieme al Comune di Agrigento ad un bando dell'assessorato regionale alle infrastrutture, sta permettendo il proseguo dell'iter del progetto messa in sicurezza della cattedrale per salvare l'identità della comunità cristiana agrigentina. Ho voluto che voi vedeste, perché credo più che le parole, che qualche volta può sembrare un allarme esagerato, avete avuto la possibilità di constatare la gravità della situazione, un pavimento che si abbassa, le crepe che aumentano in larghezza e in profondità. E questa è la situazione della cattedrale, ecco perché dicevo è una mamma in coma. Mamma perché è la Chiesa Madre, in coma perché non riesce a ritrovare vita e quindi sembra destinata alla morte. Ma quando c'è in coma si tenta di tutto. Ecco, vorrei tanto che i dottori che dovessero stare attorno al letto non si allontanino per discutere, ma si avvicinino per decidere. Se ci sono novità non dipendono da me. Sto solo che a furia di aspettare ci ritroviamo in questa situazione. Il futuro quale sarà? Qua c'è il sindaco che è più attento alle cose tecniche, io no. Io dico che il tempo sta passando velocemente e ce ne stiamo rendendo conto non guardando l'orologio ma guardando la situazione. Di chi sono le colpe? Di chi sono le colpe? E questo non è che qua siamo al Luna Park a giocare al bersaglio. Tutti quelli che si sono seduti per anni attorno al tavolo, tutti quelli che avevano un'idea giusta per poter sistemare la situazione, tutti quelli che dovevano decidere i soldi da spendere, tutti sono ancora tutti là. Chi è la colpa? Poi giocheremo un po' a vedere dove sarà puntato il dito, ma tutti punteranno il dito contro tutti, quindi alla fine la colpa sarà di nessuno, della cattedrale che ha deciso di crollare e la collina che ha deciso di cedere, perché poi nessuno. È chiaro che le decisioni non le posso prendere io, è chiaro che qualcuno dovrà prendere le decisioni. Chi dovrà essere o chi doveva essere, vedremo. Città indifferente? Ma questo sì, e questa è la cosa che mi fa più male, che il politico possa giocare con la credenza della gente, d'accordo, ma che ci sia una città indifferente, anche una comunità ecclesiale indifferente al fatto che la cattedrale sia in questa situazione, questo è quello che mi addolora di più. A me ha fatto male sentire e vedere che tanti agrigentini non erano mai saliti in cattedrale. Dico, come credente, come non mi è mai venuta la voglia di andare a vedere la mia Chiesa Madre. E allora, se questa è soltanto una Chiesa come le altre, diciamo che cada, tanto ci sono le altre. Ma se davvero abbiamo degli elementi di fede che ci fanno capire l'importanza della cattedrale, nessuno può chiudere gli occhi e girarsi dall'altro lato. Il cardinale Montenegro ha fortemente voluto incontrare la stampa e farci vedere con i nostri occhi come è ridotta la cattedrale al suo interno. Ponteggi alti, pavimentazione divelta, crepe da ogni parte. Praticamente se non si interviene subito potrebbe collare tutto. Presente anche il sindaco di Agrigento Calogero Firetto, che torna a mantenere alta l'attenzione sul problema relativo al costone, su cui insiste la cattedrale San Gerlando nel cuore del centro storico. Noi viviamo una situazione che è paradossale. Da un lato bisogna fare chiarezza in questo senso, da un lato abbiamo partecipato al bando dell'assessorato infrastrutture sulla linea dei beni culturali di tipo religioso e il finanziamento c'è la gara d'appalto, si completa
verosimilmente, salvo ricorsi che possono comunque starci, dicembre potrebbe essere l'avvio del cantiere per ciò che riguarda il corpo di fabbrica. Ciò che rimane in piedi però è il dramma del colle che scivola, sul quale vi era il percorso individuato dalla Regione Siciliana da 2 anni, percorso che è stato messo in discussione 6 mesi fa, a seguito di nostre sollecitazioni che dicevamo ma perché non vi muovete visto che i soldi li avete e dovete semplicemente operare. Oggi dove siamo arrivati? Siamo arrivati che si rimette in discussione ciò che fu stabilito 1 anno e mezzo fa e quindi da una parte l'assessorato al territorio e ambiente, dall'altra parte la protezione civile che hanno i soldi e per un problema di competenze non operano ciò che era stato previsto dovesse avvenire, cioè la gara d'appalto di livello europeo per la progettazione di messa in sicurezza del colle. Ora, siccome il 66 sembra che è un tempo molto lontano, ma è accaduto ieri, può tornare ad accadere, e allora chi sta scherzando con delle responsabilità pesanti che ci sono, trovi l'occasione con un sussulto anche di dignità in quest'ultima fase, diciamo, della propria esperienza di governo per battere un colpo e finalmente avviare un percorso, visto che storicamente qual è il tema? Mancano le risorse. No, qui i soldi ci sono. Qui ciò che non c'è è l'azione dell'uomo.